Questa è la storia del vecchio tram di Verona. Nel 1884 la Società dei Tramways di Verona inaugura una linea a cavalli fra le stazioni di Porta Nuova e Porta Vescovo. A quel tempo la maggioranza del pacchetto azionario della Società Anonima del Tram di Verona è detenuta da una società belga con sede a Bruxelles, che l'11 luglio 1906 stipula col Comune di Verona un contratto per la realizzazione e l'esercizio di una rete tranviaria a trazione elettrica, con vetture di produzione Siemens, inaugurando la prima linea il 22 febbraio 1908, ricalcando in parte il percorso della precedente tranvia a cavalli. Una seconda linea da San Zeno a Santo Stefano, con tratto in comune alla prima tra Castelvecchio e Piazza delle Erbe, viene inaugurata il 30 marzo dello stesso anno. Il 22 novembre 1914 la rete tranviaria viene estesa fuori dalle porte, raggiungendo a nord il capolinea di Avesa, all'epoca comune autonomo. Alle linee urbane si affiancavano delle lunghe linee extraurbane, la Verona-Albaredo-Coriano e la Verona-Calliero-San Bonifacio, che con le sue diramazioni e prolungamenti arrivava fino a Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, Lonigo e Colonia Veneta. La provincia si trova però a gestire un sistema di linee ferroviarie e tranviarie poco standardizzato, con diversi tipi di mezzi e frammentato in varie concessioni, accumulando sempre più debiti. Nel 1935 la rete tranviaria urbana, extraurbana e la ferrovia Verona-Caprino-Garda vengono affidate alla società anonima Esercizi Riuniti, che vedendo che la rete urbana risultava in perdita da 5 anni, a partire dal 1937 inizia ad impiazzare i tram con i filobus. Nel 1951 vengono soppresse le ultime linee tram urbane e nel 1957 quelle extraurbane. In città i filobus rimangono in funzione fino al 1975, ma nel 2018 è stata approvata la realizzazione di una nuova rete, che si prevede verrà inaugurata nel 2026, con nuovi mezzi e un nuovo tracciato.